Ben ritrovati amici friulani, friulani residenti qui in Friuli, nel Friuli occidentale, e vi diremo dopo dove siamo, e anche friulani nel mondo. Friulani che avete il Friuli nel cuore, l'ente Friuli nel mondo vi pensa sempre, vi guarda da lontano e qualche volta anche, grazie al presidente, a Loris Basso, viene a trovarvi là dove siete. Qualche volta ci sono stato anch'io a trovarvi in giro per il mondo e devo dire che ogni volta ho avuto una puntura, un'iniezione di friulanità ancora più grande di quella che sento qui restando in Friuli. Ma torniamo all'osteria. Si tratta dell'Aquila Nera e siamo a Barcis. Da una parte abbiamo il lago, dall'altra le montagne, zona anche turistica, perché no? Qui sul lago si fanno ancora, mi risulta, delle gare motonautiche ed è molto bello, c'è una grande partecipazione e c'è anche questa osteria che festeggia, pensate adesso, proprio un quarto di secolo di vita. In un paese che non ha moltissimi abitanti e questa osteria è un po' la lanterna, il lumino che si accende per richiamare la gente ad assaporare i piatti tipici, a gustare dei migliori vini, e qui c'è una cantina, lo vedrete, molto 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 ricca, ma è inutile che io vi ingolosisca ancora. Entriamo, andiamo a vedere che cosa troviamo all'Aquila Nera. Quest'anno faremo 25 anni di attività, che non è indifferente per essere a Barcis, per essere foresti, praticamente, perché lui è abruzzese, io sono nata a Pordenone, siamo venuti qui e siamo sempre foresti comunque, perché non abbiamo la tradizione di... però insomma ci siamo dati da fare, abbiamo cercato di dare un bel servizio, fare una bella clientela anche chiaramente in questo bel paese. Era il nostro sogno avere un piccolino locale che lui si dedicava in cucina, io tutto fuori praticamente, nel senso che i vini faccio l'abbinamento con le pietanze, all'inizio facevo la pietanza con un calice di vino, qualsiasi altra pietanza con un altro calice, per cui non ho mai amato dare la bottiglia intera dall'inizio, dall'antipasto possiamo dire, fino al dolce, perché non ci sta, no? Allora l'aperitivo, un prosecchino, senz'altro quello manca mai, e con l'antipastino tante volte va il toccai friulano, che lo chiameremo sempre toccai perché è toccai, ribolla gialla oppure un beltraminer in base a quello che c'è. Come primo piatto cambiamo vino sempre a calici e poi con il secondo si cambia un altro calice di vino per passare il dolce col passito e via di seguito. Questa è stata sempre la mia un po' ossessione degli abbinamenti. Cappello e vino effettivamente vanno in testa, però è importante l'abbinamento, c'è sempre stata questa cosa molto bella degli abbinamenti. Le campane, queste campane qui un po' alla volta sono arrivate anche regalate, oppure quando vedi qualcosa che ti piace, che ti ispira. Io dico sempre, se vuoi portarmi una campana io trovo il posto, nonostante che sia piena, piena, piena. Questo qui è la cosa più, perché ogni campana ha il suo messaggio. La signora, di solito sono le prime che vanno a suonare, questo qui che ha il battotocco un po' più grande, no? Perché è più evidente. Per cui io faccio ta-tan e di conseguenza uno paga da bere a tutti. E sì che poi a volte sì, a volte no, dipende da chi è, perché tanti prendono la porta e vanno via di corsa anche, no? Oppure restano al gioco e pagano da bere. È una cosa carina, no? Anche perché si guarda con gli occhi, non si guarda con le mani, io dico, no? Sinceramente. E questo è il banco nostro, piccolo, però è come tutto il resto, è tutto in piccole dimensioni, però è a portata di 2 persone, massimo 3, che qualcuno magari ci darà una mano fine settimana. Perciò è questo il banco dell'Aquila Nera. Difatti tutti lo fotografano proprio per questo motivo, perché è particolare. Quello che posso dire io è, mi ricordo qua con mio papà, ero piccolina, venivo da piccolina che mi dava dei dolcetti, abitavo con la nonna e la zia, perché la mamma era morta che aveva 1 anno e mezzo
Eravamo io e mio papà che poi quando ero un po' grandicella, 13 anni, e le davo una mano. Sono venuta a darle una mano, non ho potuto continuare gli studi, aveva bisogno. Eravamo di là però col bar, eravamo di là a suo tempo. E così si andava avanti, era un po' duretta, ma insomma ce l'abbiamo fatta un po' anche perché qui, da qui a basso si vedeva le tegole perché era bruciata la casa. Si era aggiustato lì un pochettino e abbiamo continuato così fino al 69, quando abbiamo un po' rinnovato il locale, dopo mi sono sposata e sono rimasta fino che ho avuto la bambina, poi ho lasciato, ho dato in affitto e dopo una volta poi sono arrivati i signori, che è 25 anni che sono qua. Mi trovo bene, tengono a posto. Prima si chiamava Bar Sport. Sì, soprannome Pagno, perché mio nonno era chiamato Pagno. Ho fatto anche delle ricerche, ma non ho saputo perché questo soprannome. Non l'ho saputo, nessuno ha saputo dirmi perché lo chiamassero così. È passato per Pagno, ancora qualcuno dice Pagno, io infatti sono Marisa di Pagno. I primi tempi si facevano solo panini, panini. Qui c'era una saletta, mi ricordo che compravo il pane, gli affettati, facevo i panini qui. Dopo abbiamo cominciato con le prime tostiere, facevano le prime tostiere, e poi abbiamo cominciato più avanti, dopo sposata, pizzeria. Abbiamo fatto anche pizzeria, sì. Certo, avevamo anche il telefono pubblico. Sì, sì, vedi che mi ero dimenticata del telefono pubblico, era il mio tormento. Ciao. Il telefono pubblico noi dicevamo il casselot, era tutta una cabina di cartone. E purtroppo sì, era un impegno perché tutte le telefonate qua, si sapeva un po' tutto di tutti, perché tutti venivano qua e chiamavano anche per appuntamento. Vai a chiamarmelo per la tal ora, io chiudevo il locale, andavo a chiamare, venivano qua e ricevevano la telefonata, insomma. Anche il comune, le telefonate del comune arrivavano qua. Sì, chiamavano me e io dopo mettevo in comunicazione il comune. Sì, era un impegno. Dopo la prima volta che abbiamo affittato l'hanno tolto perché ha detto qua è impossibile andare avanti così. L'hanno tolto, era troppo, un impegno insomma, ecco. Ci è dispiaciuto un po', però dopo hanno cominciato i telefoni in casa, insomma la vita è cambiata completamente, neanche da mettere com'era, com'è. Si affittavano le case, la gente si arrangiava in famiglia, non avevano come adesso l'albergo diffuso, stavano in famiglia, sebbene che non c'erano i bagni, c'era il bagno fuori, chi l'aveva in mattoni, chi l'aveva in legno, però si adattavano, facevano un mese intero, tutto luglio, tutto agosto, c'era tanta gente, sì, tanta. Tutte le case occupate. Era già un paese turistico, chi veniva qui in ferie? Sì. Io mi ricordo, anche avendo il telefono pubblico, venivano da Pordenone, salivano come posso dire, neanche i VIP. Chi aveva i negozi, c'era anche quella della gioielleria Bazzola, quella me la ricordo, la signora, sì. Dopo hanno cominciato i veneziani, quelli dopo hanno comprato anche diverse case, è cominciata così, però è tutto cambiato. Mi ricordo io che si stava in bar anche fino alle 2, le 3, dopo mezzanotte c'era sempre gente che girava. Arrivavano anche da Andreis, da Cimolais, da Cloud, c'erano tanti ragazzi e un po' alla volta si è spopolato. Persone che arrivavano da altri paesi. Io mi ricordo quando arrivavano, con mio papà, che arrivavano i coscritti da Erto, quando sapevano che passavano i coscritti da Erto, perché a piedi, poi ritornavano a piedi. Mio papà mi ricordo che aveva paura perché ritornavano ubriachi.
rompevano tutto dopo, dove si fermavano. No? Mio papà chiudevano insomma i locali per la paura Si stava bene anche una volta, sebbene che c'erano più mucche, più bestie, più... La latteria, sì, mi ricordo, perché portavo il latte anch'io, Avevamo le mucche anche noi a casa, la famiglia di mio papà. Avevano le mucche, si portava il latte. C'era il cinema lì dove era la vecchia latteria. C'era il cinema sopra, sì, lo faceva il parroco. Arrivavano i film con la Corriere ogni sera, allora noi ragazzi, immaginarsi, andavamo a vedere il titolo dei film. La faceva 2 volte per settimana, mi sembra. Però erano tutti tagliati, si vedeva che erano tagliati, sa? Venivano su, poi il parroco li arrangiava. Erano tanto tagliati i film, però è stato un bel periodo lì, in latteria col cinema, sì, dopo sempre meno, e è andata a finire che l'hanno chiuso. Partiamo dall'antipasto. Questo è un classico antipasto di montagna, tipico di queste valli. Abbiamo dei salumi, la fettuccia, abbiamo un prosciutto di cervo, una lonza, una coppa, uno speck, del formaggio Frant, del formaggio Montasio, abbiamo anche una ricotta stagionata qui dalle Malghe, della zona di Piancavallo, e una frittata di Peruc, che sarebbe il Buon Enrico, e uno spinaci di montagna. Poi abbiamo il primo piatto, è un tortino con zucchine e riso nero. L'abbiamo chiamato riso aquila nera, questo è un riso molto particolare, è una cottura lunga, è un riso abbinato per il periodo estivo, freddo lo facciamo. Poi abbiamo degli strozzapreti, una pasta di grano duro con un pesto di pistacchio, e anche questo è un piatto estivo. Dall'altra parte invece abbiamo delle guancette con delle verdure cotte, e accompagnato sarebbe guancialetti a cottura lunga, come secondo, insomma, è così. Da questa parte invece abbiamo, in assenza del piccolo ristorantino, facciamo dei piatti, dei taglieri affettati, dove ci sono i vari prodotti, dove ho elencato nell'antipasto, dalla fettuccia, formaggio Frant, cervo, soppressa, coppa, bresaola, pane nero. E poi qui abbiamo la famosa fettuccia barciana. Questa è una fettuccia barciana che viene fatto qui, in queste località. Sì. È un tortino di Peruc, ripeto, che sarebbe questo del Buon Enrico. È uno spinace di montagna che cresce di questi periodi, e ho voluto fare questo piccolo tortino abbinato ai salumi. Di qua invece è una cioccolata che facciamo noi con frutti di bosco, ribes e un po' di panna. È un po' di panna abbinato, a questa cioccolata che facciamo. Poi ci sono i cantucci che a fine pasto da accompagnare con un buon calice di vino. Di solito lo abbiniamo al verduzzo, al ramandolo, dei cantuccini, con i vini, friulani. Poi un altro prodotto che faccio, essendo abruzzese, faccio gli arrosticini d'Abruzzo,
che sarebbero dei piccoli spiedini di carne di pecora con castrato. E li faccio alcuni momenti, diciamo, della giornata, faccio questi piccoli e richiamo anche un po' la mia terra perché provengo dal Parco della Maiella, dalla mia zona, dove si fa questi famosi arrosticini che sono degli spiedini molto deliziosi e piacevoli da mangiare. Invece qui, quando ho tempo, anzi lo faccio ben volentieri, questo si chiama la chitarra abruzzese. Con il mattarello si fa la pasta a mano, ci sono due diciamo, una volta tirato la sfoglia, c'è dalla parte delle lasagne e dalla parte degli spaghetti della chitarra. Questo è un attrezzo per fare la pasta di casa, che lo faccio ben volentieri, insomma, ecco, sì. Poi accompagnato con questi piatti qui abbiamo, oltre i vini nazionali, però abbiamo dei vini, diciamo, friulani. Noi trattiamo molto bene i vini friulani che voi vedete qui, esposti, diciamo, delle varie cantine del Friuli. Sono molto ricercati dai turisti e anche dalle persone che vengono, diciamo, da fuori, dal Veneto, dal Meridione, insomma, e dai turisti, insomma, sia austriaci, tedeschi, francesi che amano i nostri vini, insomma, è così. Anche dall'altra parte ci sono altri vini che noi diamo, sì. Praticamente diamo dei prodotti nostri qui del Friuli, insomma, ecco, accompagnati anche con qualche vino dalla Toscana, Abruzzo, il famoso Montepulciano che diamo ben volentieri perché è piacevolissimo ed è accompagnato con gli arrosticini. Ecco, tutto qua. Io sono nata a Pordenone con il negozio Menta nel 1978, negozio di abbigliamento. Dopo 5 anni ho specializzazione completa perché i tempi dovevano cambiare, il negozio era piccolo, 16 metri quadri e di conseguenza mi sono specializzata su cappello. Non sapevo che avesse dentro questa passione perché bisogna toccarli, vederli. E in poche parole mi sono proprio specializzata, io lavoravo con tutto il Triveneto, con la cerimonia, venivano qui vestiti e io dovevo abbinare praticamente il cappello per ogni signora. Mi venivano anche con la borsetta, con i guanti, con qualsiasi cosa che dovevano mettere per la cerimonia, la mamma della sposa, la mamma dello sposo. E avevo la responsabilità di consigliare, per cui dovevo consigliare solo bene, perché è di il mio intimo anche, no? Consigliare bene, perché è inutile. Le cose brutte si vedono dappertutto. Il buon gusto, il Padre Eterno, per fortuna, mi ha dato questa dote poi. E così è nata la mia storia nell'85. Specializzazione a Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele, piccolissimo, tutto verde, negozio Menta. E niente, quando vedi queste cose qui ti viene emozione perché è fatto tutto a mano. Oltretutto è fatto proprio dalle nonne, che adesso come adesso non saranno neanche più, perché come tutte le tradizioni venivano fatte, vedi, le nonnette venivano cucito tutto a macchina questo, no? Fatto a mano e cucito a macchina, come qui da noi che facevano l'uncinetto per strada o a ferri, mentre loro, Paglia di Firenze è famosissima. Queste qua sono le trecce da cucire a macchina praticamente, no? Per cui guarda che lavoro che questo è una cosa straordinaria. Beh, poi si può andare anche sulle cose da cerimonia, cose importanti. Io ho sempre avuto cose importanti, perché le stupidate le trovi dappertutto, no? Per cui sì, ho avuto tantissime belle soddisfazioni da attori e attrici che venivano lì in corso quando era al Cinema del Muto a Pordenone, per cui la Milva anche ne ha comprato un sacco. Lei faceva complimenti a me, io facevo complimenti a lei, no? Proprio perché non si trovano tanto neanche a Firenze queste cose così specializzate. E poche parole, poi alla fin fine, un po' di anni dopo,
lui si è messo in questa attività di ristorazione, io chiaramente l'ho accompagnato perché si fanno le cose in due, non si fa mai da soli. Accompagnandolo andavo su e giù per 6 anni, ho fatto Pordenone Barcis, Barcis Pordenone, per aprire negozio a Pordenone, venire su a Barcis, continuare con lui, per cui è stato per fortuna l'euro quella volta nel 2000 a farmi decidere di smettere a Pordenone per venire a Barcis. E così l'ho fatto e non mi sono pentita, solamente che appunto mi manca molto questa clientela, questo mondo così, come possiamo dire, elegante, raffinato, con i guanti, abbinavo tutto. E la responsabilità che avevo era bellissima, perché venivano da Venezia, mi portavano le sartorie con le borse piene di roba e io mi veniva anche i sudori perché non sapevo di essere sempre all'altezza, no? Perché erano signore di un certo tipo anche contesse dall'Austria mi sono venute, perché non c'era nessuno che trattava questo articolo. E di conseguenza io mi sono raffinata con le clienti. Ho imparato con loro, perché non era la mia cultura, per dire, no? Cioè, in famiglia mia non era mai stato il cappello portato con questa eleganza. E niente, ho imparato poi. Una signora mi ha regalato il suo abito da sposa, quello, perché capiva che io avevo la passione di queste cose, della storia, no? Quell'abito lì è fatto tutto completamente a mano e si vede che è nobiltà qua, no? Scusate. E mi portavano le cose belle perché guarda che meraviglia. Sì, è storia questo, sarà degli anni 20. Tutto fatto a mano, che una volta facevano così. Quella volta era la figlia e la nonna, questa signora, e me l'ha portato con emozione, perché ha detto che da me probabilmente lo valorizzavo e lei poteva continuare a sognare il suo matrimonio. Siamo a Barcis, io vi ringrazio dell'attenzione appunto per questa piccola comunità. Questo paese ha origini antichissime, se saliamo, diciamo, ci sono testimonianze, parliamo del 1300 quando ancora le strade, sicuramente le vie di comunicazione non erano quelle attuali e poi vabbè, c'è stato uno sviluppo legato soprattutto allo sfruttamento dei boschi e soprattutto alla crescita di Venezia. Di fatto partiva dalla Valsellina il legname che andava a Venezia. Nel tempo purtroppo abbiamo assistito a un calo demografico importante, perché soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'avvio delle attività in pianura, diciamo, la gente si è spostata dove aveva più possibilità di lavoro. In questo modo non ci siamo resi conto che si perdeva il presidio della montagna. Abbiamo perso il presidio della montagna e questo cosa vuol dire? Vuol dire che periodicamente, non avendo il controllo, abbiamo dei fenomeni che costringono, diciamo, le autorità, costringono gli enti a intervenire pesantemente per recuperare quello che la mano dell'uomo non riesce più a mantenere perché l'uomo ormai quassù non c'è più. Come si mantenevano quassù? Quassù vivevano di allevamento, vivevano di sfruttamento del patrimonio forestale, qualcuno viveva di commercio, però adesso purtroppo noi abbiamo visto un calo, diciamo, esponenziale delle persone, tant'è vero che adesso siamo circa 243-244 abitanti residenti. Ora, Barcis, diciamo, forse tra tutti i paesi della Valsellina è quello che come aspetto turistico è forse un po' più privilegiato. Diciamo che noi possiamo contare qui a Barcis su circa 350 posti letto per quanto riguarda tra albergo diffuso, bed and breakfast, alberghi, più abbiamo un campeggio da 66 posti. È un paese turistico perché abbiamo un calendario ricchissimo di eventi che vanno dagli eventi culturali agli eventi sportivi ai mercatini e in più abbiamo parecchie attrattive. Facciamo parte, diciamo, della riserva della Forda del Cellina assieme a Montereale e ad Andreis, diciamo una realtà unica nel nostro territorio, dove tra l'altro ci sono appunto le grotte della Vecchia Diga che sono, diciamo, una realtà che si potrebbe anche utilizzare a fini didattici.
Quali sono appunto queste peculiarità di questo territorio? Abbiamo la riserva naturale del Prescudino, abbiamo la Forra del Cellina, abbiamo la vecchia strada che è ancora chiusa, ma che diciamo ci sono dei confronti tra le amministrazioni di Barci, San Andreas e Montreale per cercare di capire quale percorso diciamo, intraprendere per poterla rendere fruibile a tutti. E poi vabbè, abbiamo questo lago che è l'elemento che più caratterizza questo paese, un lago artificiale realizzato nel 1954. Abbiamo delle piccole ristorazioni diciamo, che trattano prodotti locali, che sono veramente una parte importante di che parla anche di quelle che sono le nostre tradizioni e che vengono seguite con maestria anche in alcune occasioni da cuochi anche abbastanza giovani. Il resto, diciamo, noi cerchiamo di trattenere la gente sul territorio e questa è un'altra sfida che ci si pone come amministratori. Abbiamo tra i vari eventi che vengono programmati qui, abbiamo anche diciamo, gli eventi culturali, uno dei più importanti è il premio Malattia che celebra un famoso poeta originario della parte destra, della destra lago e oltre a questo diciamo, abbiamo il vario trenino e tutta una serie di realtà comprese diciamo, le varie ristorazioni, come dicevo, e attività del paese. Per quanto riguarda, tornando al discorso di prima, il calo demografico appunto dovuto all'emigrazione, perché l'emigrazione? Perché appunto nel dopoguerra i paesi di fondovalle, dove veniva realizzata appunto, dove c'era l'industria, purtroppo la gente cercava dei metodi dei sistemi di vita più comodi, più semplici rispetto alla dura vita della montagna e col tempo si sono trasferiti lì. E anche che chi è fatte, anche questa è fatta. Un'altra puntata, altri sapori, altri profumi, un'altra bella osteria e come vedete io appena uscito ho trovato questa meravigliosa ortensia che mi fa da sfondo, mi fa da... ma ha anche un bel profumo, un buon profumo più che bello. Abbiamo parlato con il signor sindaco, siamo contenti di quello che ci ha raccontato e abbiamo assaporato qualche piatto tradizionale. Abbiamo visto questa bella tradizione, questa campana, queste campane. Chi suona la campana, per chi suona la campana non c'è un regalo, ma c'è l'obbligo di pagare da bere. È una bella tradizione e io avevo l'impressione che qui il suono delle campane non si sentisse frequentemente, invece c'è gente che suona la campana e che poi paga da bere. Allora noi salutiamo adesso questo locale, vi diciamo che la prossima volta dobbiamo salutarci di nuovo in una nuova osteria, non abbandonateci e niente, mandi.